Alla vigilia della sfida di alto livello tra Napoli e acquistare Milan, Kevin De Bruyne ha dichiarato di non pensare ancora al proprio futuro a lungo termine in Italia. Il centrocampista belga non sa se il Napoli sarà il suo ultimo club, anche se ha ammesso che negli ultimi anni la sua passione per il calcio si è un po' affievolita. De Bruyne è tornato titolare in Serie A per la prima volta da ottobre prima della pausa internazionale, dopo aver saltato gran parte della stagione del Napoli a causa di un infortunio alla coscia. Dopo aver disputato 2 partite da titolare con il Belgio contro 2 coorganizzatori del Mondiale, Stati Uniti e Messico, è previsto che scenda in campo quando il Milan farà visita allo stadio Diego Armando Maradona per il big match di lunedì. Dal suo arrivo a parametro zero lo scorso anno, dopo un decennio ricco di trofei al Manchester City, De Bruyne ha collezionato 4 gol e 2 assist in 14 presenze con il Napoli. Nonostante il 34enne riconosca di vivere oggi il calcio più come un lavoro che come una passione, spera di continuare a giocare finché il suo fisico glielo permetterà. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport sulla possibilità che il Napoli sia il suo ultimo club, ha risposto: «Non lo so, non ci penso adesso. Credo di poter giocare ancora per qualche anno e, quando il mio corpo mi dirà di fermarmi, lo farò. Per ora, però, mi sento bene. Volevo continuare a competere ad alti livelli e al Napoli c'era questa opportunità. È stata la scelta migliore per tutti. Non penso di amare il calcio come all'inizio, ma credo sia normale dopo tanti anni. A volte si perde un po' di interesse, come in qualsiasi lavoro. Non so ancora cosa farò dopo la carriera. Prima voglio godermi la mia famiglia, che ha fatto molti sacrifici». Il Napoli è attualmente terzo in Serie A, a 1 punto e una posizione dal Milan, con entrambe le squadre considerate outsider nella corsa al titolo. L'Inter guida infatti la classifica con 6 punti di vantaggio e, secondo il supercomputer Opta, ha l'89,1% di probabilità di vincere il campionato, mentre l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri resta concentrato sull'obiettivo di assicurarsi un posto tra le prime 4. Innanzitutto dobbiamo avere la certezza matematica di entrare tra le prime 4, poi potremo pensare ad altro, ha dichiarato Allegri in conferenza stampa. Il calcio è straordinario, ma in 15 giorni si può vedere il lavoro di 7 mesi andare in fumo. Non serve dire che vogliamo vincere. In club come Milan o Napoli l'ambizione è obbligatoria, ma ambizione e vittoria non sono la stessa cosa. Para mais informações, gli azzurri curti se iscreva e ativa notificações.